Bene, siamo con Fabio Pillon, presidente fondamentale dell'Ascom di San Vito al Tagliamento. In questi giorni si parla tanto di TAR, ci sono tanti problemi, difficoltà di cittadini alle prese con questa tassa, in certi casi veramente ingente. Qual è la situazione qui a San Vito al Tagliamento? Allora, la situazione qui a San Vito al Tagliamento, come ho avuto anche più volte modo di dire, è che avendo provveduto anni fa al passaggio da TIA a TARSU, quindi non abbiamo avuto quei grandissimi scostamenti che per esempio Spilimbergo, Pordenone, tanto per citare alcuni casi, stanno affrontando in questi giorni. Il vero problema, come lo ripeto da molti anni, è che questo servizio costa molto, mi riferiscono appunto ai nostri associati, parliamo di pizzerie, parliamo di frutta e verdura, parliamo di fiorerie, dove si trovano ingenti aumenti con costi decisamente insostenibili. Parliamo di migliaia di euro e quindi per un'attività trovarsi di fronte a bollette in questo momento congiunturalmente molto negativo è sicuramente, non dico pesante, ma è addirittura devastante per le nostre attività.